Bentornati a Spazio Volontariato, la trasmissione curata dal Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo e che si occupa appunto dei temi della solidarietà, del volontariato, della partecipazione. Ancora una volta abbiamo in studio un'associazione, questa volta è la volta dell'AITSAM, l'Associazione Italiana Tutela della Salute Mentale, la sezione è ovviamente quella di Rovigo. E abbiamo qui in studio Silvia Biscuola, che è un'operatrice dell'associazione, e abbiamo anche Alessia Moschen, che è una volontaria di questa associazione che si occupa di persone con disagio psichico, persone che soffrono appunto di malattie mentali e delle famiglie di queste persone, e che offre appunto supporto per combattere l'emarginazione, per creare anche delle opportunità di reinserimento sociale. Ma non mi dilungo a parlare dell'AITSAM, perché appunto abbiamo due ospiti che ci racconteranno in questa puntata che cosa fa l'associazione, e appunto inizierei con Silvia, a cui chiedo di dirci un attimo brevemente, ecco, che cosa fa l'AITSAM, di che cosa si occupa. Sì, l'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale è un'associazione ONLUS nazionale, si occupa, come dicevi tu, di disagio psichico. Infatti è formata da persone con disagio, i loro familiari e persone sensibili in qualche modo a questa tematica, volontari che danno una mano. L'obiettivo principale è appunto fornire sostegno, supporto alle persone con disagio e alle loro famiglie attraverso una serie di progetti che mirano soprattutto, come dicevi, al reinserimento sociale, perché una delle difficoltà più grosse che incontrano le persone con disagio psichico è proprio l'emarginazione. Sembrano frasi fatte quelle dello stigma o della paura ancora del disagio, però è un po' così. Le famiglie, i malati si trovano ad un certo punto isolati, e l'associazione lavora in questa direzione. Per far conoscere anche alla popolazione quella che è la realtà del disagio psichico, in modo che queste persone siano incluse più facilmente, ma anche che le persone vengano a sapere di cosa stiamo parlando, insomma. Sì, voi appunto a Rovigo avete una serie di progetti che poi, come dire, traducono in pratica questa serie di principi che si pone l'AITSAM, appunto, che possiamo chiamare di reinserimento sociale delle persone che altrimenti sarebbero a rischio di emarginazione. Mi puoi dire brevemente, ma proprio per punti, questi progetti, cosa fa concretamente l'AITSAM a Rovigo? Sì, ci sono dei progetti destinati principalmente ai familiari, che sono per esempio l'automutuo aiuto, che è un po' l'anima dell'associazione, dei progetti più destinati, come dicevamo, alle persone con disagio, che è per esempio la psichiatria in rete, ma ci sono altre attività come la vetrina dell'usato, il progetto di apicoltura, e delle attività che facciamo rivolte anche alla popolazione, come si diceva, per far conoscere il disagio psichico, quindi dei convegni, dei corsi di formazione aperti alla cittadinanza, degli incontri appunto. E un punto di incontro con la cittadinanza è anche lo sportello di ascolto che abbiamo presso la Caritas. Ecco, tra le attività, diciamo, che servono per abbattere le barriere che separano la cittadinanza, diciamo, usiamo questo termine generale, con le persone che hanno avuto problemi mentali, ci sono anche delle attività, diciamo, di tipo ricreativo che l'associazione svolge, rivolte appunto, come diceva Silvia, ai soggetti, alle persone stesse con disagio psichico. Chiedo a te, Alessia, magari di raccontarci queste attività molto molto interessanti, ecco. Sì, dunque io sono una volontaria e mi occupo soprattutto del progetto di psichiatria in rete, che, come dicevi tu, ha l'obiettivo principale di promuovere l'inclusione sociale di queste persone attraverso appunto delle attività ricreative che possono sembrare semplici, banali, proprio perché tutti nel quotidiano le svolgiamo, come ad esempio l'incontrarsi, prendere un caffè, fare un aperitivo, andare al cinema, fare delle gite, magari a piedi, in bicicletta, insomma attività che tutti facciamo nel quotidiano, che però per queste persone che, come diceva la dottoressa Biscuola, hanno delle difficoltà nella socializzazione, nell'inclusione sociale a causa del loro disagio psichico, diventano invece un qualcosa di, tra virgolette, straordinario, che giorno dopo giorno io come volontaria cerco di mantenere in maniera continuativa.
Quindi una, come dire, riconquista della normalità. Tu dicevi si tratta di attività banali, ma poi in realtà sono le attività normali che spesso sono precluse a chi appunto ha dei problemi. Un altro fronte invece in cui si muove l'associazione, raccontavate, è quello dei familiari delle persone e per questo appunto abbiamo parlato, è stato accennato a un gruppo di mutuo aiuto rivolto alle famiglie. Chiedo a te Silvia di spiegare un po' ai nostri spettatori di che cosa si occupa concretamente, ecco, il gruppo, che cosa fa concretamente il gruppo di mutuo aiuto. Credo che l'esperienza dell'automutuo aiuto sia poi il cuore dell'associazione, nel senso che l'AIDSAM nasce proprio dall'incontro spontaneo di alcune famiglie che avevano appunto incontrato il disagio psichico nella loro storia. E questo incontro, che è anche uno scambio di esperienze, a volte di storie tristi, ma molto spesso uno scambio di aiuto, di solidarietà, diventa appunto un momento fondamentale di sostegno reciproco. Dico sostegno reciproco perché poi il bello del gruppo di automutuo aiuto è che ciascuno trova aiuto, ma offre aiuto agli altri raccontando la propria esperienza, anche le proprie vittorie, se vogliamo, i propri momenti positivi, e da lì nasce anche una progettualità condivisa, quindi quegli obiettivi di cui parlavamo all'inizio, che sono fondamentali per l'AIDSAM, come renderli concreti, come tradurli in pratica, quindi come farsi conoscere, come abbattere le barriere, come uscire allo scoperto anche. Infatti uno dei problemi delle famiglie, e credo di interpretare in questo senso uno degli scopi del gruppo di automutuo aiuto, è che spesso anche le famiglie sono in qualche modo isolate con i loro problemi, mentre il gruppo di automutuo aiuto consente di unire le forze, di creare comunque un forum Esatto. in cui discutere. Il disagio psichico altera gli equilibri della famiglia, ma come dicevamo compromette anche le relazioni. Molto spesso le famiglie si sentono sole e trovano appunto nell'associazione, nella condivisione della loro esperienza con qualcuno che sta vivendo un'esperienza simile, un grosso punto di forza e di possibilità di muoversi, di evolvere, insomma, di cambiare. E tra le attività che adesso appunto stiamo elencando, che poi in realtà sono tutte attività, mi pare di capire, molto collegate tra di loro e che noi per dovere di sintesi elenchiamo un po' per punti, ma tra queste attività c'è anche in tempi recenti è nata questa bottega che è la vetrina dell'usato. Chiedo a te magari di raccontarci cosa fa questa vetrina dell'usato. Sì, allora la bottega dell'usato, che si trova a Santa Rita, località Santa Rita vicino alla chiesa, nasce appunto, come diceva la dottoressa Biscola, da un'esigenza delle famiglie soprattutto di poter ricreare quelle reti di comunicazione con il territorio, quindi di poter socializzare e quindi uscire un po' dalla dinamica del disagio psichico che altera appunto gli equilibri familiari. E, oltre ai volontari, ai familiari, anche i ragazzi possono collaborare all'interno della vetrina dell'usato. Semplicemente c'è delle persone che possono portare i vestiti o comunque gadget, accessori usati alla vetrina e appunto poi vi è l'attività di vendita o eventualmente appunto di rammendo per magari qualche attività più creativa, quindi di sistemazione anche di questi abiti, che viene instaurata sempre da sia i genitori che le persone appunto con disagio psichico. Questo serve anche per diciamo un autofinanziamento dell'associazione, ma soprattutto appunto, come dicevamo, per creare una comunicazione, una rete anche con il territorio, quindi con la cittadinanza o con altri volontari che gentilmente si offrono di portare i vestiti o comunque di aiutarli nella vendita, nella promozione della vetrina dell'usato. Quindi si creano delle relazioni, non è solo una bottega, ma è uno spazio in cui si creano delle relazioni e torniamo un po' al discorso di prima, c'è la necessità anche di superare l'isolamento impiegando queste persone in attività che poi entrano in contatto con la cittadinanza. E tra l'altro è un nuovo progetto di cui ho sentito dell'AIDSAM, è questo nuovo progetto dell'apicoltura, ma
in due parole, insomma, è un progetto molto interessante, anche molto innovativo. Sì, diciamo che come associazione abbiamo anche uno spazio, quindi un terreno e un capannone a disposizione e da qui è nata proprio l'idea di fare delle attività anche all'aria aperta. Un signore, un contadino, tra l'altro esperto appunto in apicoltura, si è offerto di spiegare un attimino come funziona questa attività, come avviene un primo contatto con questi animali e ogni venerdì sera appunto, ormai da un mese a questa parte, è iniziato il progetto di apicoltura, quindi chi vuole, familiari e appunto utenti dell'associazione o anche altri volontari possono usufruire di questa attività che diciamo non è neanche un'attività poi così quotidiana, quindi è una scoperta di un'attività insomma particolare come l'apicoltura. E complimenti ancora. Un ultimo punto che vorrei toccare è quello dello sportello di ascolto, cioè l'AIDSAM appunto si rivolge sia alle famiglie che alle persone con disagio, ma è poi aperta a tutta la cittadinanza anche con quello che è una sorta di servizio di ascolto e diciamo di consulenza per chi ha delle domande. Dove si trova lo sportello di ascolto, che orari fa, insomma diamo un'informazione utile anche a chi ci sta ascoltando. Siamo presso la Caritas diocesana in via Sichirolla Rovigo tutti i lunedì pomeriggio dalle 3 alle 5. Questo sportello appunto, come dicevi, è aperto alla popolazione, nel senso a chi avesse domande, a chi avesse bisogno di orientamento anche rispetto ai servizi sulla salute mentale che ci sono sul territorio, sia pubblici che privati. Molto spesso noi stessi facciamo da contatto con i servizi, proprio perché magari una persona che è la prima volta che si trova in una situazione di disagio ha bisogno magari di una mano a prendere contatto con i servizi e con le persone giuste. E poi ascoltiamo. Ascoltate, esatto. Ascoltiamo, ci siamo io e un volontario e diamo ascolto a chi vuole venire lì e raccontare anche la sua storia, magari di disagio piuttosto che di confusione momentanea. Ok, un servizio sicuramente utilissimo, anche perché appunto come abbiamo visto poi uno dei principali problemi spesso è non trovare le risposte rispetto al proprio problema, al proprio disagio. Una curiosità che vorrei chiedere ad Alessia è questa, cioè